Io e lei l'educazione civica l'abbiamo fatta prima in famiglia e poi a scuola, adesso si fa quasi più a scuola e in qualche famiglia non si fa proprio. Lo dico perché spesso penso alla sicurezza stradale, no? Io continuo a difendere i 2 bicchieri di vino e tutti continuano a dirmi che sbaglio, io continuo a difendere i 2 bicchieri di vino, perché 0,5 mg di alcol in 1 litro di sangue significa 2 bicchieri di vino, cioè tu puoi bere 2 bicchieri di vino e guidare. Significa anche dire che gli incidenti stradali causati dallo stato di ebbrezza sono il 2,09%, diciamo il 2%. Vuol dire che il 98% degli incidenti sono causati da altre cause, le droghe, l'utilizzo di farmaci, la distrazione, la stanchezza, il volume dell'autoradio alto, il fumo in auto, tutto quello che sappiamo. Perché le dico questo? Perché dobbiamo dire chiaramente che le famiglie non possono pensare di scaricare i problemi dell'educazione dei figli sulle istituzioni e sulla società. Perché se un ragazzo si va a schiantare ubriaco o fradicio, c'è una riflessione, va fatta ma a 360 gradi. Non è che è colpa del sindaco, dell'istituzione, del ministro della salute, del preside della scuola, del professore che gli ha insegnato male la storia e la geografia.